Ma erano un po' tutti quelli dei mulini anche che era un poco... Sì, ma mio zio, per conto in particolare, mio zio, Berto, che viveranno, e che ha sentito che mio zio Beppi, che era i fascisti in piazza, che era Dio Bastonà che altro mio zio. E cosa che ha fatto? Adesso abbiamo detto, è che cavà, è il ferro che ferma i boi, che si cava così, e sta in piazza facendo così. Adesso vediamo se riesco da bastonarmi Fradeo. Quando mi si arriva là, gli scappai tutti quanti, perché mi tocco tutti. E ha detto, e ce n'era quel ferro, che altro era messo molto per terra su Fradeo. E ha detto, guarda che Dio batta così tu Fradeo, perché mio zio dice che era socialista. E i fascisti, gli Dio bastonarlo, perché pare che ti usiamo il mulino, perché quello era la sua. E se partito, sta cosa in particolare che mi ha raccontato i miei cugini, perché mi non sapeva stavo più in là. Insomma, andai in piazza con questa leva, con questa sbarra, e cominciava a fare così. E adesso veniva a bastonarmi meno, che poi tutti. E mi dico, ti bauco, si sta buono di difendere, incontro 5-6, cosa faccio? Così è da quelli. Bruno, sta roba la gara respirare un pochettino. Sicuramente, cioè, là non ti potevi mica parlare, perché ti parlavi ti faceva vedere l'olio, dici no? Uno non in fotografia, perché sei un anno più giovane, come si chiama? Una donna è venuta a San Martino Pinzero con un sacco di legno sulle spalle, e in più gli ha fatto bere l'olio di Sino, adesso mi ricordo Beppi, Gino Micheletto, Gino Micheletto, quello che ci ha fatto delle botte dei fascisti, che quando che si trovava diceva pochi gli ha fatto, gli ha da coppare in 100.000 perché gli doveva mi cose che mi ha fatto, quella gli ha minaccia aiuto da quell'uomo, perché più o meno in campagna te lavori, ti conosci tutti, mi fare i lavori e mi ha raccontato questa roba, e si era messo piano, questo moglie là.